Ricevi le notifiche per i nostri nuovi video e non dimenticare di lasciare un mi piace per sostenere la nostra crescita. Ora passiamo alle novità. Il padre di Kvaratskhelia continua a sognare di giocare nel Real Madrid. Badri Kvaratskhelia, padre della stella del Napoli KVC, ha ribadito il sogno di suo figlio di vestire la maglia del Real Madrid dopo la partita di Champions League. I partenopei sono stati sconfitti mercoledì sera dai blancos in una difficile partita terminata 4-2 allo stadio Santiago Bernabéu. Nonostante le circostanze avverse e il recente arrivo dell'allenatore Walter Mazzarri, Kvaratskhelia ha faticato a esprimersi al meglio sotto la guida del precedente allenatore Rudi Garcia. Tuttavia, ha lasciato il segno al Napoli in questa stagione, segnando 4 gol e fornendo 4 assist in 12 presenze in Serie A. Parlando con GeoTeam tramite TMV, Badri Kvaratskhelia ha condiviso il suo punto di vista su come è stato per suo figlio giocare al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Ha descritto l'esperienza come speciale, sottolineando che suo figlio ha sempre sognato di giocare per il Real Madrid, e lui è convinto che questo sogno persista. Nonostante Kvaratskhelia abbia un contratto con il Napoli fino a giugno 2027, è attualmente uno dei giocatori meno pagati della rosa, con un guadagno di circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il club stava lavorando lentamente a un nuovo accordo, ma le trattative sul suo nuovo stipendio erano in fase di stallo.